I consiglieri comunali di Agrigento, Nello Amel, Alessia Bongiovi, del Movimento Liberi e Solidali e Gerlando Piparo di Fratelli d'Italia, attraverso un comunicato stampa, suggeriscono al sindaco alcune iniziative per la festa di San Calogero. Il comunicato afferma come fermano i preparativi per i festeggiamenti in onore di San Calogero in Agrigento e soprattutto arde l'attesa di conoscere il programma ufficiale. Dopo 2 lunghi anni di stand-by, la città di Agrigento sente la forte necessità di ritornare a vivere in pieno la festa tra fede, culto e tradizione. Buona occasione, affermano i consiglieri comunali, per il rilancio dell'economia locale, certi di ricevere in città un flusso notevole di fedeli e di visitatori. A tal proposito, sostengono i consiglieri comunali, vogliono invitare il nostro sindaco e l'assessore Costantino Ciulla ad essere in modo particolare ben predisposti, disponibili e sensibili nella preziosa collaborazione per la realizzazione del programma, sia nell'eragire il contributo di patrocinio oneroso, sia nello svolgimento delle pratiche burocratiche. Ci sentiamo molto vicini ai cittadini che in questa particolare occasione esprimono il desiderio di vivere una festa con clima armonioso e gioioso, pertanto consapevoli che la Conferenza Episcopale Italiana ha indotto il divieto dei giochi pirotecnici a causa della guerra, ci permettiamo, continuano i consiglieri Amel, Bongiovi e Piparo, di suggerire e invitare gli organi organizzativi della festa di San Calogero e l'amministrazione comunale a poter realizzare uno spettacolo d'acqua di fontane danzanti presso la Villa Bonfiglio e il getto di coriandoli dananza al sacrato la sera delle 2 domeniche prima del rientro del simulacro in santuario. Per questo anno vuole essere una novità a sostituzione purtroppo dei giochi pirotecnici, che vuole però dare testimonianza di festa in onore del nostro veneratissimo San Calogero.